Bene, buonasera a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento della serie Incontri e Racconti, che in questa stagione autunnale ci porta alla scoperta di una serie di mostre, in particolare a cui anche noi come Musei Civici di Treviso in qualche modo partecipiamo, nella fattispecie prestando opere delle nostre collezioni. E questa sera abbiamo il piacere di avere con noi l'architetto Danila Dal Pos, in rappresentanza proprio della mostra che sarà, in realtà adesso ci racconterà anche un po' di aggiornamenti sulle date di apertura, però una grande mostra attesa, il programma Castelfranco, dedicata a un grande personaggio di cui quest'anno ricorrono i 250 anni dalla scomparsa, l'architetto Francesco Maria Preti. Insomma, un personaggio, come adesso sentiremo, rappresentativo di tutto un clima culturale che interessò Castelfranco ma anche Treviso, ovviamente per vicinanza. E i nostri musei presteranno per questa mostra una serie di opere, perché sarà una mostra proprio a tutto tondo che non toccherà solo aspetti della figura in sé dell'architetto, ma veramente il contesto, il clima culturale, come adesso sentiremo. L'architetto Dal Pos è una figura veramente importante per la città di Castelfranco, per la valorizzazione del patrimonio culturale, molto attiva anche per la riapertura, il riallestimento del museo di Casa Giorgione, che sarà anche una delle sedi della mostra, e all'attivo alla curatela anche della mostra Le Trame di Giorgione, molto attiva anche nell'associazione Amici dei Musei dei Monumenti di Castelfranco Veneto, e quindi veramente siamo onorati di averla qui. Non vediamo l'ora di sentire le sue parole, quindi vi lascio a questo appuntamento. Grazie. Questo è aperto così? Sì, Ecco, allora, quando sono stata chiamata dall'amministrazione per curare una mostra su Francesco Maria Preti, io ho subito detto di no, perché sarebbe stata la terza che la città dedicava a Francesco Maria Preti. Allora, io sono un architetto e voi sapete che un architetto si mostra con piante e prospetti che sono molto amati dai colleghi, ma non altrettanto da chi magari l'architettura non la pratica proprio ogni giorno. Per cui non mi sembrava che fosse il caso di ripetere. C'erano già due opere importanti su di lui, una è questa del 2001, sono due discendenti, Stefania Colonna Preti e il padre Stefano, che l'hanno curato, e un precedente volume che è di qualche anno precedente, che di nuovo racconta con dovizia di particolare, inquadra la figura di Francesco Maria Preti. Quindi secondo me ripetersi non era il caso. Allora io ho detto ci sto soltanto se mi fate mostrare il clima che c'è attorno a Francesco Maria Preti, cioè che cosa succede a Castelfranco nel Settecento. E forse per disperazione, non lo so, mi hanno detto di sì. Quindi l'obiettivo era quello, inquadrare un'epoca, il Settecento di Castelfranco, e voi direte, beh, Castelfranco nel Settecento cosa può aver fatto? Invece quello di Castelfranco è un microcosmo nel Settecento di un interesse pazzesco. Ci sono 7 personaggi che animano una città praticamente dall'inizio del Settecento fino alla fine, perché sono 7 personaggi, però padri, figlio, eccetera, che praticamente calcano la scena. Sono dei personaggi che si occupano di moltissime lati della cultura, che adesso vedremo, e praticamente il Settecento è proprio dominato dalle loro figure.
un'altra cosa che volevo, quindi parlare di questi 7 personaggi, tra i quali c'era Francesco Maria Preti, ma un'altra cosa che mi premeva molto era che la città a questi personaggi aveva dedicato dei convegni internazionali, uno a Rizzetti, uno a Francesco Maria Preti e uno ai Riccati. Convegni di accademici che venivano da ogni parte d'Europa, quindi convegni estremamente importanti. Noi come studio avevamo partecipato all'allestimento delle parti, però quello che una persona, un castellano, un trevigiano qualsiasi, di buona cultura, quando partecipava a questo convegno, quando entrava e quando usciva, sapeva esattamente le stesse cose, perché sono degli scienziati, si occupano di matematica, si occupano di fisica, di architettura, di moltissime materie anche estremamente complesse. E quindi parlare in termini accademici di queste materie significava per la gente comune non conoscere. Siccome io sono proprio una fanatica della storia, cioè gli abitanti di una città, se non conoscono la loro storia, non potranno mai crescere, ho detto, questa è la mia sfida. Se con le trame di Giorgione avevo inquadrato il 500, era l'occasione per inquadrare il 700. Allora, le sedi della mostra sono 3. Mio marito dice che non c'è pace in famiglia. Le persone normali scelgono una sede, io ne devo scegliere 3, ma c'è una motivazione precisa. Il titolo della mostra è, come vedete, Studiosi e libertini nel Settecento della città di Giorgione. Quindi volevo inquadrare gli studiosi e i libertini. Don Paolo Barbisan non era molto d'accordo sui libertini. Allora io gli ho spiegato che per libertini non intendevo, delle persone che si dedicano chissà che cosa, intendevo uno spirito libero che si gode la vita secondo poi l'edonismo che c'è nel Settecento, questa ricerca del piacere a tutti i costi. Allora, cominciamo con gli studiosi. Primo luogo della mostra è il Museo Casa Giorgione. E la prima sezione è dedicata al colore. Perché? Adesso vedrete, voi sapete Museo Casa Giorgione, quindi Giorgione, c'è una proiezione della pala che è nel vicino Duomo all'interno del museo e quindi noi cominciamo trattando il colore e Giorgione. Voi sapete che Giorgione viene sempre presentato come colui che inventa la pittura tonale, che non è vero, nel senso che già Cima da Conegliano o Giovanni Bellini si esprimevano usando una pittura che potremmo chiamare tonale, non la inventa Giorgione. Giorgione però usa il colore in un'altra maniera molto particolare, che è legata alle idee che lui porta avanti e che io però non vi spiego perché sennò non verrete alla mostra. Secondo punto della sezione dedicata al colore. Ci occupiamo di architettura. Il colore è insito nella nostra natura di veneti, anche per le nostre radici bizantine, e tutti gli artisti che si occupano di arte sono legati al colore, al colorismo. Canova è uno di questi. In alcune opere lui usa le patine per dare colore alle sue figure e quando non usa le patine il suo colore è dato dalle texture diverse e dalle ombre diverse con le quali lui gioca molto per dare colore anche ai bianchi. Poi il colore con Newton e Rizzetti. E qua entro nel vivo. Rizzetti è uno dei 7. Che cosa fa Rizzetti? Si occupa di fisica, si occupa anche di architettura, sarà quello che forma
che dà i primi rudimenti di architettura a Francesco Maria Preti, e poi vedremo anche perché passa, diciamo, il compito a Francesco Maria Preti. Ma ritorniamo al colore. Newton, se vi ricordate, aveva scoperto che la luce bianca in realtà è formata dallo spettro dei colori, cioè in sé, attraverso l'esperimento del prisma, aveva mostrato che un raggio di luce bianca in realtà nasconde tutti i colori all'interno. Nessuno osa contraddire Newton nel Settecento, nessuno osa neanche toccare le tematiche che affronta Newton. C'è però uno a Castelfranco Veneto, città che all'epoca conta 3.800 abitanti, quindi è un borgo, questo Rizzetti, che dice: guardate che quello che dice Newton è tutto falso. Ci voleva un gran coraggio. E lui espone la sua teoria, che non è in realtà una teoria che contraddica Newton, è una teoria che amplia la visione di Newton, ed è la teoria che Goethe porta avanti all'inizio dell'Ottocento, riprendendo tale e quale quello che aveva detto Rizzetti. Vi sembra poco? Continuiamo. Nella sala del fregio, dove, se vi ricordate, sono raffigurate le sventure, perché è un pronostico il fregio, e nella prima parte c'è tutta la spiegazione di come colui che ha ispirato Giorgione è arrivato a dire a raccontare quegli eventi negativi. Si parla di geometria, di astronomia, di matematica. E noi in questa sala chiaramente ospitiamo il capo di questo gruppo, che è Jacopo Riccati. Jacopo Riccati, con il figlio più grande, che è Vincenzo, si dedicano a moltissime attività, ma alla matematica come prima attività. E Jacopo formula un'equazione matematica che all'epoca è solo una speculazione mentale, è un piacere da cercare. Ora, 300 anni dopo, è studiata in tutte le università del mondo. 300 anni dopo. Poi, a fianco a Jacopo e a Vincenzo, c'è Giordano, l'altro figlio. Lui si occupa prevalentemente di musica. E la sua musica è una musica molto particolare che lui compone. È in contatto con la Cappella di Padova, quindi con Vallotti, con Tartini, con Rameau, con tutta l'Europa, come tutti loro sono in contatto con tutta l'Europa, notate bene, Europa che viene a Castelfranco. E Giordano, con le sue musiche, pensate, dà il materiale a un certo medico che si chiama Antonio Galletti, trevigiano. Ecco, dimenticavo di dire che questi 7 giostrano sempre tra Venezia, Treviso e Castelfranco. Cioè parliamo di Castelfranco, ma i Riccati 6 mesi all'anno abitano a Treviso. Quando muore la moglie di Jacopo, dopo aver fatto 18 figli, ecco il piacere, no? Anche qua, loro vengono ad abitare stabilmente a Treviso. Quindi parliamo di un gruppo di persone che sono castellane, ma che sono anche trevigiane e che per molti altri versi sono anche veneziane. Dicevo, le musiche di Giordano vengono utilizzate da Antonio Galletti, il quale inizia a parlare di musicoterapia. Pensate quanto avanti era. Poi, in un'altra sala, centriamo un altro tema caldissimo nell'epoca. Si parla della discussione sul fare i teatri, come si devono fare i teatri. Allora, dalla fine del Seicento il teatro aveva cambiato
la sua configurazione anche architettonica. Nasce il teatro all'italiana, no? Quello con i palchi, quello con lo sviluppo verticale. Perché questo tipo di teatro ha tanto successo? Perché è la prima volta che il teatro esce dall'ambito privato, dalle corti o dai palazzi. Quindi ha successo perché la nobiltà vuole stare in un palco separata dagli altri che hanno accesso tutti adesso al teatro. E quindi il palco, la struttura a palchi garantisce la separazione di chi vuole essere separato. Ogni palco è come se fosse una propagine del palazzo di famiglia. Non solo, ma la struttura a palchi consente anche di partecipare all'edificazione del teatro a seconda delle proprie possibilità. Si può comprare, si può partecipare all'organizzazione di uno spettacolo, ma si può partecipare anche proprio alla costruzione. Quindi in questa maniera i teatri diventano una specie di società che mette in piedi la macchina teatrale. E il teatro all'italiana a Venezia nasce 100 anni prima del resto dell'Italia e dell'Europa, tanto che qualcuno dice dovrebbe chiamarsi teatro alla veneziana. E a Castelfranco si continua a discutere su come deve essere il teatro ideale. Notate bene, questa discussione avviene 30 anni prima della nascita del teatro alla Scala e 46 anni prima della nascita del teatro della Fenice. Sono dei dati pazzeschi. Non solo, quello di Castelfranco è il primo teatro emeronizio, cioè un teatro adatto sia agli spettacoli notturni che agli spettacoli diurni e difatti alle finestre. E il teatro di Mantova, il teatro scientifico di Mantova, molto probabilmente costruito da Antonio Bibbiena, quindi da uno che si occupa in tutta la sua vita di fare teatro, di costruire teatri, molto probabilmente trae ispirazione dal teatro di Castelfranco. Perché? Perché lui è attivo qui a Treviso nel secondo teatro Onigo e nella costruzione del secondo teatro Onigo lui incontra Giovanni Miazzi, che è l'allievo prediletto di Francesco Maria Preti, e quindi ha modo di venire a conoscere il teatro di Castelfranco, che nasce più di 10 anni prima del teatro di Mantova. Quindi veramente una storia di grande precedenza. Poi il collezionismo. Il collezionismo a Castelfranco nel Settecento. In quest'epoca voi sapete che collezionare opere d'arte diventa una mania. Nella nostra territorio in Veneto collezionare Canova è quello che è più alla moda. Costruire e dedicare una stanza a Canova nel proprio palazzo era il massimo. Ce l'aveva Gerolamo Zulian a Padova, ce l'aveva il principe Abbondio Rezzonico a Bassano, ce l'aveva Gian Antonio Selva, solo per citare i più importanti. C'è uno a Castelfranco che vuole anche lui la sua stanza dedicata a Canova e lui riesce ad acquistare una serie di bassorilievi e 8 teste di Canova che noi racconteremo, ma che non vi svelo. Ecco, poi altra sezione della mostra, il lusso e il gusto dei manufatti religiosi. Mostreremo una dozzina di pezzi museali della diocesi di una qualità incredibile, perché molta parte di questi oggetti sono opera di Angelo Scarabello, che è un orafo di Padova che costruisce veramente, dà vita a dei capolavori di oreficeria o di argenteria. Poi ce ne andiamo da casa, dal Museo Casa Giorgione,
e cominciamo a parlare di Francesco Maria Preti. Noi Francesco Maria Preti, di lui parliamo un po' in tutte e tre le sedi, perché lo mostriamo anche raccontando delle aneddotiche personali. Nel teatro accademico gli viene dedicata l'ingresso storico del teatro, con chiaramente le porte del teatro aperte, e quindi il visitatore ha modo di godersi il teatro e lo vede, quindi l'opera forse più significativa del Preti. In questa esposizione che noi facciamo nella Galleria Storica mostriamo 6 opere di Francesco Maria Preti, quelle che abbiamo ritenuto più significative: il Duomo, ovviamente, il teatro, la Villa Pisani a Stra, che è l'opera più significativa, diciamo nell'ambito delle ville, la parte dell'ospedale che lui progetta e ne costruisce solo un pezzo, poi dei progetti che lui non riesce a edificare, una sorta di centro commerciale che doveva essere costruito in piazza vicino alla torre civica, e poi questo palazzo a 9 cortili che lui anticipa di 50 anni un modello di città dove vuol far abitare strati sociali diversi, come all'inizio dell'Ottocento fa il Fourier nei suoi progetti. Quindi si mostra Francesco Maria Preti da tanti punti di vista. Ma qual è l'essenza di Francesco Maria Preti? Francesco Maria Preti utilizza gli insegnamenti di Giovanni Rizzetti sulla media proporzionale armonica. La media proporzionale armonica è una sorta di regola, no? Che mi dice che se io ho una sala come questa, ne conosco la lunghezza e la larghezza, con una formula matematica trovo l'altezza. Anche Palladio usava la media proporzionale armonica, e anche gli antichi greci. Che cosa fa lui di nuovo? Lui scopre che in questa formula ci sono gli stessi rapporti che ci sono tra le note musicali. E quindi lui trova una maniera, perché è un po' il sogno di tutti gli architetti, no? Trovare qualcosa che mi consenta di dire quanto deve essere grande la colonna, quanto deve essere grande l'insenatura, cioè che mi dia tutte le misure proporzionali. Lui ripete praticamente i rapporti che hanno le note tra di loro. In altre parole, le sue opere sono una sorta di spartito musicale, cioè si possono suonare. E noi durante l'inaugurazione suoneremo il teatro, un mese dopo suoneremo il Duomo. Quindi è veramente una cosa, cioè praticamente abbiamo trovato un pentolone da scoperchiare e da capire. Terminato di analizzare Francesco Maria Preti nel teatro accademico, entriamo nella terza sede della mostra, che è Palazzo Soranzo Novello. E voi mi direte: cos'è sta roba? L'attuale amministrazione ha acquistato tempo fa quelli che erano gli edifici della Banca Popolare di Vicenza, no? Che prima era la Banca Popolare di Castelfranco, diventata Banca Popolare di Vicenza, e poi la storia la conosciamo tutti. Ecco, la Banca Popolare, diciamo, si distribuiva su 2 edifici, un edificio più moderno, proprio con il piano terra adibito a banca, e poi il Palazzo Novello, in realtà più che Soranzo, perché si sviluppa su un territorio che prima, su uno spazio che prima vedeva un'abitazione dei Soranzo, ma di cui non c'è traccia. Questo palazzo si chiama appunto Soranzo Novello per quello, e qui
abitava la famiglia Novello dei conti di Castelfranco, che hanno un rapporto strettissimo con Francesco Maria Preti e che lui gli restaura il palazzo. Quindi noi entriamo, abbiamo visto il teatro accademico costruito da lui da zero praticamente. Ecco, anche qua ci hanno sempre spiegato che il teatro accademico viene fatto da Jacopo Riccati e dai suoi figli per trovare uno spazio dove dar vita alle loro conferenze e dove ospitare tutti, diciamo, tutta l'intelligenza europea che arrivava a Castelfranco. Non è così. Abbiamo visto con chiarezza che quando viene edificato il teatro i Riccati si sono già trasferiti a Treviso e quindi il teatro è proprio un'opera di Francesco Maria Preti, ma su questo non c'erano dubbi, ma si pensava sotto, diciamo, l'incoraggiamento a farla dei Riccati. No, è il bisogno che ha Francesco Maria Preti di costruire una città, come vuole lui, secondo un nuovo concetto urbanistico. E anche gli edifici che voi vedete lungo le Bastie sono effettivamente quelli che lui restaura e che lui progetta. Quindi noi entriamo in questo Palazzo Soranzo Novello al primo piano e qua cominciamo intanto a entrare proprio dal vivo nel Settecento, perché entriamo nello stile dell'epoca che è il Rococò, caratterizzato proprio da marmorini, da quasi povertà della facciata, rigore, niente fronzoli, niente di niente, e poi quando si entra invece una decorazione raffinatissima di cui godere. Abbiamo allestito ognuna delle stanze del piano nobile e mostriamo come si viveva in quest'epoca, come se questi Riccati se ne fossero usciti un minuto prima, dimenticando la porta aperta, e noi entriamo a vedere come vivevano. E quindi vedremo l'architettura di quell'epoca, vedremo la decorazione, vedremo la falegnameria, vedremo come lavorano i fabbri, tutto l'artigianato, come lavorano gli argentieri, come lavorano i tessitori, come lavorano gli orafi, come lavorano i ceramisti, come lavorano quelli che costruiscono gli strumenti musicali, perché le nostre sale saranno la prima, quella che abbiamo chiamato il grande salone degli specchi, dove avveniva il convivio, dove avveniva il ballo e dove si giocava. Poi abbiamo la stanza dell'architetto, lo studio, che noi dedichiamo ovviamente a Francesco Maria Preti, e ogni stanza, voi direte, ma come avete fatto ad arredarle e a capire quale funzione aveva quella stanza? Aiutati dal Rococò. Il Rococò è uno stile dove l'architetto progetta sia le arti maggiori che quelle minori, è un tutt'uno la stanza, e quindi la decorazione ti aiuta a capire quale potesse essere il mobile che caratterizzava quella stanza. Qual è stata la difficoltà? La difficoltà è stata quella di non fare carezzonico, ma non perché non avevamo i mobili di carezzonico, che potevamo anche avere come qualità, ma perché siamo in terraferma, siamo in provincia, non ci può essere lo sfarzo e anche il lusso quasi sfrenato ed esibito di Venezia. Per cui ci siamo tenuti su uno stile di altissima qualità che mostri la qualità dell'artigianato senza però strafare, mantenendoci al livello della provincia. Ed è anche la stessa pittura, non è Tiepolo che mostriamo, ma è Diziani, è Amigoni, è Bella, cioè è tutto quel gruppo di pittori che sono i protagonisti di quest'epoca, ma che non trovo in un palazzo di terraferma, quasi mai. Per cui
io penso di fermarmi qua. Ecco, potrei dirvi come abbiamo fatto a capire quale fosse la funzione delle stanze. L'abbiamo capito appunto dalla decorazione, perché è in quest'epoca che le stanze smettono di essere adibite a tutto, mentre precedentemente una stanza poteva essere un luogo dove si cenava ma anche dove si dormiva. Invece nel Rococò la stanza acquisisce la sua funzione. Ecco, quello che vedete sopra sono alcuni dei prestiti, per esempio, di Treviso, perché voi a Treviso avete un bel patrimonio di ceramiche, no? E noi volevamo anche cercare di capire, per esempio, per farvi un esempio solo sulla ceramica, il tavolo conviviale dei Riccati, che posate poteva avere, che ceramiche poteva avere, che tovaglie poteva avere, che mobili la stanza poteva avere. E quindi, per esempio, Treviso ci ha fornito le 2 teiere che vedete di Vezzi, poi al centro c'è un vaso Fontebasso, che sono le nostre aziende trevigiane, il vaso con scritto Mostarda Rossi Ruberti, cioè la ceramica trevigiana, ma molto probabilmente a Castelfranco è più facile che si avesse le ceramiche di Antoni Bon, e noi anche lì abbiamo lavorato su queste scelte. Beh, è stato un viaggio fantastico per noi, spero che sia un viaggio fantastico se mai ne usciremo fuori, perché è veramente impegnativissimo per il visitatore. Quello che mi fa piacere dirvi qua come conclusione è che gli amici dei musei di Castelfranco, di cui sono presidente e di cui ci sono alcuni rappresentanti, stampano il catalogo, perché volevamo proprio che restasse una chicca, perché ci sono 30 persone che scrivono e che scrivono in maniera diciamo piana, semplice, spiegando tutti gli argomenti di cui ho parlato, compresa l'equazione di Riccati o la teoria del colore di Rizzetti, in maniera divulgativa, perché questa era la nostra grande sfida. Grazie e vi aspetto. Allora, noi inaugureremo il primo blocco della mostra, che è quello dedicato a Francesco Maria Preti, perché sono i suoi 250 anni, e lui muore il 23 dicembre. E quindi noi inauguriamo le celebrazioni il 23 dicembre e apriamo, diciamo, la parte dedicata a lui, in modo che per un mese ci sia solo Francesco Maria Preti. Nella sera dell'inaugurazione, che vi consiglio di non perdere, perché ci sarà questo video mapping che traccia le dimensioni del teatro contemporaneamente con la musica, quindi sarà estremamente suggestivo. Mentre il mese dopo, esattamente il 23 gennaio, apriremo le 2 sedi, che sono quella degli studiosi, cioè Museo Casagiorgione e Palazzo Soranzo Novello, e in quell'occasione ci sarà il concerto in Duomo, dove invece guideremo la lettura del Duomo, sempre attraverso il video mapping. Quindi speriamo bene. Grazie di avermi ascoltato. Grazie davvero per questa ricchissima presentazione, non vediamo l'ora a questo punto di venire a Castelfranco, e abbiamo un po' di tempo se ci sono delle domande, certo, delle osservazioni da parte del pubblico. Sì. La sede di questa inaugurazione dove? Sì, la
sede dell'inaugurazione? Teatro Accademico. Quindi Teatro Accademico tutte e due le volte, 23 dicembre Teatro Accademico, seconda inaugurazione che apre le altre due sedi, sempre Teatro Accademico. Ci sarà il concerto poi in Duomo, nella seconda apertura, sì. Quella del 23 dicembre le ore 18, comunque lo comunicheremo, sì. Se tu sei il 24, calcolare Ma questo è morto il 23, quindi noi volevamo essere precisi nelle celebrazioni. No, è bello per me, emozionante vedere, ci saranno i prismi di Newton. Allora non ci saranno i prismi di Newton perché, no, ma ci sarà di più, nel senso che erano già impegnati, erano già andati in un'altra mostra. Però noi metteremo in moto l'esperimento di Newton. Tu entrerai e vedrai l'esperimento di Newton. Esatto. Mentre nel catalogo abbiamo messo la foto perché del prisma. Certo. Era la sede più adatta, ma era già, mi pare che sia impegnato nella mostra di Rovigo. Prossima settimana, infatti poi alla fine vi anticipo l'incontro della prossima settimana, Ecco. dove sarà proprio dedicato al prisma. Credo che nei venerdì, sabati e domenica io farò la guida, quindi se vi fa piacere molto volentieri. Perché Allora, mi pare che sia proprio il tuo stile quello di proporre la mostra in più sedi, e mi pare una bella cosa questa, perché non vai in un luogo e finisci tutto lì. Esatto. Ecco, è un percorso molto interessante, ecco, non mancherò. Grazie. Allora, è un po' una mia fissa. Se vi ricordate, le trame di Giorgione aveva addirittura 7 sedi. Perché? Perché se una mostra si svolge solo in una sede, uno in un'ora e mezza ha finito e va via. Noi di solito proponiamo anche dove fermarsi a mangiare, quindi uno vuole un pasto da tramezzini e diciamo il pasto veloce, bene, puoi fare questo, un'altra offerta può essere questa e un'altra offerta può essere questa, in modo che il visitatore viene in città, siccome gli mostriamo un edificio del 500, poi c'è il Duomo con la pala, il Museo Casa Giorgione col fregio, il Teatro Accademico aperto, e poi vedrete che la mostra in Teatro Accademico è particolare, è giocosa, e poi entra nel Palazzo Soranzo Novello, quindi uno passa la giornata, e questo è un po' la sfida, no? Trattenere il visitatore in città e offrirgli un biglietto da visita per conoscere una città. Questa è proprio una mia fissa. Abbiamo delle città museo, ragazzi, abbiamo delle città museo. Esatto. Io mi sono inventato tanti anni fa che il centro storico di Treviso è grande all'incirca come l'area del Louvre, e quindi tutti i nostri musei in realtà erano un unico museo. Esatto. In forma di città. Esatto. Me ne ero anche dimenticato, però è così. Esatto. A maggior ragione Castelfranco, che è più contenuta, Esatto. e anche direi meglio conservata. Ecco, noi per esempio, il 30 settembre, amici dei musei, gli amici dei musei fanno, l'abbiamo sospeso al tempo del Covid, adesso lo riprendiamo, fanno un giro notturno con le lanterne sulle tracce di Giorgione. È un giro, noi lo facciamo appunto il 30 settembre, non c'è posto, vi dico subito. Scusate, 30 novembre, sabato 30 novembre, quindi sabato della prossima settimana, abbiamo 7 musicisti che ci accompagnano e che cominciamo col Museo Casa Giorgione, dove all'interno vengono eseguite musiche del Cinquecento, poi ci spostiamo alla visita della pala, quindi il fregio, poi la pala,
Poi ci fermiamo, entriamo all'interno del conservatorio dove c'è Casa Barbarella e quindi raccontiamo la storia della famiglia Barbarella, e poi penultima tappa, Casa Costanzo, la casa che il committente della Pala dedica al figlio che però non tornerà mai dalla guerra, e poi ultima tappa, Corte delle Belle Donne. E questo è il nostro percorso, quindi ecco, fare anche questi percorsi aiuta molto a conoscere una città, no? Perché nel caso di Giorgione sono tracce da inseguire e diventa significativo per uno che non conosce i luoghi. Sì, allora, come avete visto già per stasera, l'orario è stato posticipato alle 18 per favorire magari chi lavora e vuole partecipare, quindi la locandina era già stata stampata, ma saranno alle 18. Non so se ci sono altri interventi o altre domande da parte del pubblico. Un'ultima cosa. Sì. Oltre alla visione del 23 dell'inaugurazione, ci sarà anche un drink? Un drink? Sì. Guardi, l'ho chiesto, se la mostra non mangerà anche le ultime sostanze, può essere. Allora è sempre un punto interrogativo. No, siamo sempre molto goderecci in quel di Castelfranco. Grazie. Grazie mille, grazie all'architetto Danilo Dal Pozzo, veramente complimenti, e sicuramente una mostra da visitare. E vi ricordo, già che sono anche stati citati e li abbiamo anche visti in foto, il prossimo appuntamento, mercoledì 27 novembre, è dedicato a un'altra mostra che aprirà questa inizio dicembre a Rovigo, dove noi come musei prestiamo proprio i prismi di Newton rimaniamo sempre nell'ambito del Settecento. La mostra si chiama Cristina Roccati, 1732-1797, la prima donna che nel Settecento osò studiare fisica. Quindi è una mostra, diciamo, a tema di storia della scienza, storia della fisica. Verrà la dottoressa Elena Canadelli dell'Università di Padova, che è anche curatrice della mostra, a parlarcene. Quindi vi aspettiamo, vi ringraziamo di nuovo per la vostra presenza e grazie di nuovo alla nostra relatrice. Eleonora, grazie.